presso Palazzo Vecchio, nella splendida piazza della Libertà di Bagnacavallo, in mostra Imprese e Territorio Storia per immagini dal 5 al 14 giugno, nell'ambito del primo Festival dell'Industria e dei Valori di Impresa di Confindustria Ravenna. Presidente, come nasce l'idea di accomunare degli incontri con delle mostre fotografiche? Si parte da Bagnacavallo per l'area lughese. Intanto l'occasione del 70° di Confindustria è un modo di farci conoscere, riflettere sulla nostra storia e anche le immagini aiutano in questo percorso. In più, come è noto, volevamo e vogliamo tuttora valutare la possibilità di costituire un museo dell'industria e dell'ingegno, e quindi queste raccolte di fotografie potranno poi servire anche come base per un progetto più ampio e più stabile di conoscenza della cultura industriale nel nostro territorio. 70 anni di Confindustria Ravenna, e qui ci sono proprio anche in mostra delle foto che hanno quell'età. Sì, è una bella cosa. Confindustria qui nel nostro territorio è nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel Ravennate, proprio nei giorni in cui la guerra stava finendo, e così perché il mondo dell'industria partecipava al desiderio di libertà e alla libertà di associarsi che si era ricostituita. Confindustria durante il periodo fascista era stata ampiamente umiliata dal regime e smantellata in molte aree, e qui a Ravenna i primi industriali del territorio poterono costituire questa associazione nel 1945 con l'idea appunto che stare insieme per scambiarsi idee, per far sentire la propria voce, per costituire un segno della volontà comune fosse un buon modo di partecipare alla rinascita del territorio. Il Festival dell'Industria e dei Valori di Impresa, che lega queste mostre a degli incontri, vuole anche ricordare com'è cambiata l'associazione industriale in questi 70 anni? Sì, e come continuerà a cambiare, perché naturalmente seguiamo lo sviluppo della società e ne siamo influenzati. Però è un modo così per riflettere, per far vedere la strada che è stata fatta, i motivi che ci hanno fatto associare e tenere insieme nel tempo, e far conoscere anche alla gente appunto le eccellenze industriali del territorio, perché spesso nella vita quotidiana si dimentica quell'ingrediente invisibile che è l'industriosità, che poi ci permette di godere di tanti agi e di tante comodità moderne. Nell'inaugurazione della mostra di Bagnacavallo siamo anche a cavallo fra le varie assemblee di Confindustria. Come procede il progetto di Confindustria Romagna? Sta procedendo bene, direi, partecipiamo reciprocamente alle 3 assemblee del territorio, anche Rimini celebra i 70 anni quest'anno, mentre Forlì è stata fondata prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi è più anziana, ma diciamo il lavoro di aggregazione procede nella concretezza, e direi sempre con l'obiettivo entro la fine dell'anno prossimo di avere una efficiente struttura unica. Direttore, cosa si trova nella mostra fotografica di Bagnacavallo, che racchiude naturalmente l'area lughese? Nella mostra si trova naturalmente un bellissimo patrimonio di foto delle imprese che vi partecipano, foto storiche o meno storiche. L'obiettivo è proprio quello di raccontare per immagini la storia delle imprese del territorio. L'idea del resto è perfettamente coerente con l'obiettivo generale del festival, che è appunto quello di avvicinare l'opinione pubblica alle imprese attraverso le immagini, attraverso gli open day, raccontare sostanzialmente la storia e sottolineare in questo modo il valore sociale appunto dell'impresa. Noi crediamo che su questo ci sia molto da lavorare, e appunto c'è iniziative come questa e anche come quelle sulla cultura d'impresa che organizziamo a Lugo, a Faenza e a Ravenna il 16 giugno, a Faenza il 17 giugno, a Lugo il 20 giugno, hanno proprio questo obiettivo: avvicinare l'opinione pubblica alla realtà delle imprese del territorio. Il vedere come erano le imprese, come sono cambiate oggi, deve far riflettere o può anche semplicemente far sorridere? Io credo riflettere, nel senso che la crescita delle imprese è in linea di massima lo specchio fedele della crescita del territorio. Del resto, come ricorda Ignazio Silone, il livello di vita medio di un operaio oggi è superiore a quello di un nobile nei secoli scorsi, e questo è essenzialmente legato, non solo, ma in buona parte legato al ruolo delle imprese, le imprese che producono, le imprese che distribuiscono reddito, le imprese che quindi contribuiscono attivamente allo sviluppo economico e sociale del territorio. Quindi attraverso le fotografie delle imprese e la loro storia si racconta anche la storia del territorio.
quanto è importante oggi per l'associazione stare vicino alle imprese e al territorio, perché questo festival vuole essere proprio raggiungere le imprese a casa loro. Assolutamente sì, ma ancora di più vuole raggiungere l'opinione pubblica, cioè l'obiettivo del festival è quello di aiutare l'opinione pubblica nel comprendere quello che è l'insostituibile ruolo delle imprese nello sviluppo sociale ed economico del territorio. Quindi superare quello che il Presidente Squinzi anche la settimana scorsa in Assemblea Generale ha rappresentato come un diffuso spirito anti-impresa. Noi viriamo in positivo tutto questo, aprendo le porte delle imprese, facendo in modo che tutti, ecco, i comuni cittadini, non solo le istituzioni e quant'altro, le conoscono per quello che effettivamente sono, un insostituibile motore di sviluppo. Una curiosità, quando avete chiesto le foto alle imprese cosa hanno risposto, cosa hanno proposto? Guardi, è stato veramente bellissimo e sorprendente, ma più in generale con l'idea del festival che è nata così quasi banalmente, sta incontrando un successo enorme, sono ormai 70 le imprese che a diverso titolo partecipano attivamente alle iniziative del festival, non solo mostre fotografiche ma anche ad esempio gli Open Day che noi riteniamo assolutamente importanti nella logica appunto che descrivevo prima. Già questa mostra mostra appunto diciamo, il patrimonio immenso di immagini che sono custodite dalle nostre imprese e crediamo che come dire, ci dia buoni stimoli perché questa cosa possa ulteriormente svilupparsi anche negli anni futuri. Il Confindustria fa tappa a Bagnacavallo con una mostra fotografica dedicata ai suoi 70 anni e naturalmente in questo caso si parla dell'area lughese. Naturalmente soddisfazione per ospitare questa mostra perché ci sono anche imprese di questo territorio. Assolutamente la soddisfazione sia per i 70 anni per cui facciamo gli auguri, ma anche perché questo territorio appunto lughese è fatto di tanti comuni e ognuno ha le sue specificità. Credo che sia bello anche il fatto di avere oggi ospitare le aziende di tutto il territorio qui a Bagnacavallo. Per noi è importante ed è sicuramente positivo. Quest'area può essere un esempio come la piccola e media impresa può vivere anche in provincia. Secondo me sì, perché qui siamo riusciti, gli imprenditori sono riusciti a coniugare la sostenibilità territoriale con l'impresa. Abbiamo delle imprese che sono delle eccellenze anche a livello quantomeno regionale se non nazionale, che però rimangono molto in armonia col territorio e questo secondo me è un bel esempio di come si può coniugare impresa e sostenibilità ambientale. Cosa serve oggi per alimentare l'impresa, visto anche le difficoltà del pubblico nel sostenerla? Beh, sicuramente servono momenti come questi per conoscersi e per parlarsi, perché credo che quello che può fare il pubblico oggi per l'impresa è lavorare insieme, sia dal punto di vista della snellezza dei processi burocratici, ma anche proprio della progettazione del territorio. Quindi lavorare insieme e conoscersi penso sia il primo momento e la cosa più importante. Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola e presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, questo è un esempio come la provincia, ne parlavamo col vice sindaco di Bagnacavallo, può alimentare ancora le imprese. Sì, sicuramente la centralità delle imprese è un tema che abbiamo ben presente in Bassa Romagna, quindi cerchiamo il più possibile di mettere in campo gli strumenti e le strategie che possono aiutare l'impresa naturalmente a fare il proprio mestiere al meglio sul nostro territorio, anche perché siamo consapevoli che le imprese e quindi il fatto che le imprese possano lavorare al meglio è un elemento centrale per garantire la coesione sociale del nostro territorio, perché naturalmente impresa significa lavoro, significa la possibilità per i lavoratori di poter sviluppare anche un progetto di vita, speriamo naturalmente all'interno dei territori della Bassa Romagna, quindi siamo consapevoli che dobbiamo fare la nostra parte per favorire il più possibile l'attività di impresa in Bassa Romagna. Guardando le foto ci sono imprese che resistono da 70 anni più o meno, no? Fa piacere e come mai secondo lei questi imprenditori che magari da una Milano, da una Roma, anche da una Bologna potevano andare meglio, hanno deciso di rimanere nel territorio? Io credo sempre che la competitività di un territorio si misuri non solo dalla capacità in qualche modo di mettere a disposizione delle aree produttive, magari a prezzi anche vantaggiosi e di avere una pubblica amministrazione snella e in grado di dare risposte tempestive, ma credo che si misuri anche rispetto al sistema di servizi complessivi che sia in grado di dare. Credo che un'impresa prima di scegliere un territorio piuttosto che un altro per investire guardi anche a questo, quindi guardi anche alla possibilità di quali servizi di welfare in particolare sono a disposizione, perché naturalmente non è un elemento staccato dal contesto, un'impresa è fatta di persone che ci lavorano e quindi avere un territorio accogliente che è in grado di dare servizi a 360 gradi è sicuramente un elemento di qualità e di competitività e credo che sia stato anche una delle molle che hanno portato qui molte imprese, come diceva lei, anche con imprenditori che vengono da così lontano. Ecco.